Sabato del Vignaiolo in compagnia di Anastasia, fiduciaria Slow Food, Andrea, delegato Fivi, e Fabio Costantino, padrone di casa. Ragazzi, raccontateci, ecco, questa giornata, questa iniziativa, il significato che ha in Italia e cosa fa la delegazione Sicilia. Allora, questa è una manifestazione, è la prima che si svolge in tutta Italia, il sabato del Vignaiuolo. Ci riuniamo sotto il cappello FIVI, che è la Federazione Italiana Vignaiuoli Indipendenti, per far conoscere cosa è FIVI e cosa fanno i piccoli produttori della FIVI. L'occasione la stiamo ospitando noi, la prima occasione qui in Sicilia, siamo a Terra Costantino, a Via Grande. È stato veramente un piacere, ci siamo lanciati in questa organizzazione perché riteniamo che fare le cose insieme agli altri sia più importante che farle da solo. Andrea? Cos'altro dire? Come Fivi. Siamo Fivi perché siamo vignaioli, lui è Ampelio, il nostro vignaiolo. Cosa vuol dire essere vignaioli indipendenti? Vuol dire lavorare in maniera indipendente, quindi Ampelio ha il suo cesto di uva sulla testa, che è l'uva che da solo si coltiva, è l'unica di cui si fida, e poi la vinifica e la imbottiglia, e per questo motivo la sua ombra è una bottiglia, perché chiude tutto il ciclo produttivo da solo, in maniera indipendente. E ovviamente come Fivi il partner naturale, ecco, per una manifestazione così non poteva altro che essere Slow Food. Slow Food, sì, vero, non potevamo non essere presenti in una manifestazione nella quale si trova vino buono, pulito e giusto, prodotto nel rispetto della terra dove viene coltivato, nel rispetto delle persone che lavorano in cantina e soprattutto dando grandissima considerazione al produttore finale, perché come mi spiegava prima Andrea, nelle bottiglie dei produttori che producono Fivi in maniera indipendente troviamo una caratteristica, una dicitura particolare, sì, e aiutami a ricordarla. Integralmente prodotto e imbottigliato che dà appunto una garanzia massima di sicurezza al consumatore finale, che è quella che noi garantiamo anche con la nostra chiocciola, perché seguiamo tutta la filiera dalla terra alla tavola. Bene, grazie ragazzi per il vostro impegno, godiamoci questa giornata e ad Maiora. Grazie. Ciao.